Ciao a tutti Piederoli, eccomi ritornato dopo una lunga attesa. Scusatemi tanto, ma è stato un impegno di lavoro abbastanza tosto e volevo riprendere ieri, ma non ci sono riuscito. Vi dico solo che per il ritorno, prima di prendere l'aereo alle 6 e un quarto, ho dormito 3 ore, per cui sono arrivato veramente a casa che ero veramente stanco, per cui riprendo da oggi a ricaricare video. Apro in bellezza con un bel video, una bella battaglia di Battle.net che ho fatto con un mio amico chiamato in game Sexy Apple. Lui utilizza gli umani, utilizza i non morti e secondo me è venuta fuori una bella partita da vedere. Partiamo subito con il replay. Le prime fasi le mando avanti un po' veloce. Allora lui si sta baraccando come fanno gli umani di solito, ovvero chiudono, perché siccome che hanno tutti i lavoratori così scoperti, chiudono, fanno un muro davanti, in modo tale che non puoi andarglieli a uccidere. Io faccio invece la partenza da classica contro gli umani, ovvero faccio goal per aiutarmi per fare risorse veloci e andare avanti di tecnologie veloce, e poi faccio l'eroe, quello classico, il solito che faccio, insomma, il cavaliere della morte, Arthas. Il mio avversario invece fa il paladino, che contro i non morti è veramente fastidioso, perché con la sua magia ti danneggia, essendo una cura, e ha l'invisibilità, che è una bella rottura di coglioni. Ok, qui cominciamo subito le prime fasi calde dell'incontro. Lui sta venendo qui a farmi, come si dice, Arras, che o Rush, dopo dipende come lo si interpreta. Sì, perché Arras è il disturbo solo, il Rush invece è proprio finalizzato a battere l'avversario. Adesso vedrete come fa il paladino. Pam! E fa dei danni così al mio povero Goal. Poi mi toglie un po' di vita e cerco di salvarmelo, ma pam! Un'altra magia di cura e me l'ha seccato. Intanto ero andato a vedere di disturbarlo, perché in genere gli umani fanno le espansioni veloci, quindi vanno subito di massa insieme ai braccianti ad occupare una miniera. Però sto giro non l'ha fatto, quindi torno in base a cercare di difendermi le mie truppe. Adesso qua col gol l'ho salvato e cerco un po' di arrancare un pochettino. Qui intanto mi sto cercando di creare anch'io una serie di strutture per difendermi i miei accoliti, perché anche loro sono scoperti come lavoratori. E lui adesso va via, infatti è per quello che è Arras, perché non è finalizzato, non è un attacco finalizzato a battere, invece il Rush è un attacco finalizzato a battere velocemente l'avversario all'inizio. Lui adesso mi sta cercando di rubare creep, adesso mando un po' veloce, però l'ultimo dovrei riuscire a fregarglielo io. Pam! E con la magia io lo frego. E poi scappo via. Il mio eroe assorbe abbastanza le magie. La luce di livello 1 del paladino contro il cavaliere della morte non fa molto. E serve più contro le truppe. E adesso anch'io comincio a fare un po' di esperienza con l'eroe. Questi passaggi li faccio andare un po' veloci perché sono un po' noiosi. Poi più bello vedere le truppe che vanno a bus. L'esercito di un giocatore è sotto attacco. Lui sta andando a fare creep un po' più, diciamo, che dà un po' più di esperienza per portare sull'eroe. Qui sta anche rischiando che si sta crepando praticamente, però comunque riesce a tenere testa. E io vado a prendermi come secondo eroe, mi prendo la strega Naga. Questo perché? Perché praticamente lei, non essendo non morta, non subisce, non può essere bersagliata dalla luce. Ovvero non può fargli danno con quella magia che c'ha il paladino, che è forte. E poi come seconda cosa, uno è veloce come eroe di movimento, cioè come velocità di movimento buona, e due c'ha le frecce congelanti che rallentano i nemici, quindi ti serve per uccidere le truppe avversarie che cercano di scappare. E adesso faccio un po' di micro gestione, che cerco di non farmi seccare goal. Anch'io vado a fare creeping un pochettino più, diciamo, con un po' più di esperienza, perché sono ancora il primo eroe di livello 1, quindi è abbastanza ridicolo. Infatti l'eroe deve essere sempre portato su nei tempi morti, che non combatti, deve essere portato su come sto facendo poi alla fine. E via, e infatti mi è salito subito di livello 2. E praticamente andiamo avanti a fare... Adesso rimetto i miei goal a fare legna, perché sto cercando di andare subito alla tecnologia finale, per sbloccarmi destroyer e abomini eccetera, e i draghi. Qui faccio un uso dei draghi veramente schifoso, scandaloso, ve lo dico, cioè proprio brutto, però pace. Qui con praticamente due eroi e un ragno faccio un creeping giallo, e poi vabbè utilizzo anche gli scheletrini, ma vedi.
Solo io posso fare ste robe. Nel senso, spreco vita per un ragno che dopo devo utilizzare mana con l'eroe, però vabbè, per ripristinare la salute, però vabbè. Poi intanto il mio avversario sta continuando a fare creep anche lui. Lui sta ammassando archibugeri, ovvero truppe a distanza. Qui adesso sento un po' che c'è un po' di baronda e cerco di andare a fare un po' di azioni di disturbo. Uppa, dove vai? Lui mi punta l'eroe, poi cerco di non farmelo beccare. Vediamo se riesco a seccargli almeno uno, sì. Qui faccio una cappella grossa perché non ho guardato il mana del paladino e perdo l'eroe. Adesso lo rifaccio ovviamente, però questi sono errori dettati dall'inesperienza. Cioè dall'inesperienza, dal non essere abituato a giocare, molto. Perché il mana degli eroi avversari va sempre tenuto d'occhio. Che ti può far fare mosse vincenti, oppure mosse coglioni, come queste. Qui adesso sto subendo un pochettino, subirò un pochettino nelle prime fasi dell'incontro. Adesso mando un po' veloce, mi faccio un po' di queste torrettine che riempiono mana e danno vita. E cominciamo a fare anche gli abomini. Mi sono rifatto subito il secondo eroe, in maniera lampo perché sto mandando avanti il replay veloce. E andiamo a fare ancora un po' di creep. Cerco di andare in vantaggio di eroi perché è basilare contro gli umani, da parte del non morto. Queste è una fontana che dà la vita, che ti cura l'unità. Che mi faccio un bel creep grosso, penso che mi salga di livello l'eroe qua, sì, può essere. No, mi è salito il primo, che è arrivato a livello 3. Fortunatamente avere un eroe di livello 2 che ti muore vuol dire metterci non tanto tempo. Arrivi a risuscitarlo. Prima ho beccato che non ero lì che stavo guardando e mi ha seccato un ragno, porca boia. Vabbè. Mi sto cercando un pochettino di recuperare. Adesso vedrete come faccio. Qui mi comincio a fare i draghi, da stupido. Non dovrei farli contro gli umani perché hanno delle unità volanti che te li imprigionano e praticamente loro con 200 d'oro ti tengono buono un'unità da 400. Quindi vuol dire, capite bene il rapporto. Perché è un'abilità che hanno i cavalieri drago degli umani. Praticamente con questa abilità immobilizzano un'unità volante avversaria. L'esercito di un giocatore è sotto attacco. Qui sto andando avanti a fare creep. Ne approfitto che col drago faccio effetti molto meno. Ecco, qui adesso arriva lui ed ecco il cavaliere drago. Lui è stato bravo a intuire la tattica e praticamente mi ha preso subito il drago e poi adesso ci concentra anche tutti gli spari e me lo secca subito. E ci concentra anche la cura del paladino. Ho seccato il mio drago e uno è già andato a cagare. E adesso mi comincia a venire a rompere le balle in base. Io vado avanti a farli? No, almeno mi sono fermato. Qui adesso è il momento in cui lui potrebbe, tra virgolette, vincere, però dopo qui adesso gioco bene io e ribalto un po' la situazione. Cerco di seccare, lui cerca di seccare gli abomini, che i miei abomini sono abbastanza bardati. Qui io ho seccato un piccione intanto, uno di questi robi che volano, che sono veramente stronzi questi contro unità grosse e aerei avversari. Riesce a seccarmi gli abomini però, perché c'è quel paladino che è già poi di livello alto. Ok, un cavaliere seccato. Adesso ormai avrà finito il mana, infatti non ha più mana per curare le unità e ne approfitto. Questo è quello che vi dice, ecco, ho parlato. Non ci voleva 100, ci voleva 68. Ma si vede che ci vuole meno in Frozen Throne. Comunque, uno è andato di cavaliere, 2 sono andati. Qui vedo che il paladino non lo sta molto cagando e gli concentro tutto il mana degli miei 3 eroi. Lui riesce, penso, a seccarmi anche, non ho fatto in tempo a usare la cosa, a usare la pozione, ma mi secca il mio. Però comunque il mio principale, preso il punto esperienza dalla morte del principale avversario, quindi io sono in vantaggio di esperienza. Qui ho seccato tutte le truppe da mili, cosa molto buona. Perché sono quelli che mi davano più fastidio contro le mie truppe. E qui comincerà il riscatto dei non morti.
Vediamo se riesco a cercargli questo archibugio. No, se l'è seccato lui da solo, questo è stato bravo. Non mi ha dato esperienza ai miei eroi. Buono, adesso torno indietro e mi comincio a riorganizzare. Ovviamente rifaccio l'eroe. Vado avanti a fare abomini, visto che lui è rimasto solamente truppe da lancio che sono più deboli contro le truppe da corpo a corpo. Che adesso lui sta tornando all'attacco e qui comincia praticamente il battaglione che decreta la vittoria del match. Adesso comincia. No. Quando comincia? Qui mi secca un abominio. Poi riesco a trovarlo. C'è un po' di fase di studio. Adesso comincia. No, non è ancora cominciato il tutto. Sbaglio. Prima è imprigionato da un drago, poi abbiamo una coglionata. E qui lo impreca, boh cazzo, buono cazzo mi ha detto, non lo so cosa voglia dire, BNO, buono penso. E qui lui è, qui con questa battaglia qui ho decretato diciamo l'esito dell'incontro. Perché io con queste poche truppe io ho seccato tutte le truppe avversarie, ho fatto un buon lavoro di micro e di truppe. Quindi diciamo che qui ho sbagliato solo con quei cacchio di draghi. Perché è inutile fare draghi contro gli umani se loro cominciano a fare subito i cavalieri drago. E niente, poi adesso vedrete che comunque lui giocherà in sofferenza fino alla fine e io riuscirò, e io lo tengo sotto pressione. Lo tengo un pochettino sotto pressione per non andargli a far fare la miniera, la seconda miniera. Vedete il paladino quanto è fastidioso, quanto cura. Poi il suo mi sa che è a livello più alto. Lui è già a livello 5, il mio livello 4. Però riesco comunque a prendergli. Ho rifatto un altro drago perché non ero contento delle coglionate di prima. Paladino che diventa invincibile, che due maroni. Qui non riesco a seccare questo cacchio di cavaliere drago prima che mi seccano il drago. Ho dato un sacco di oro con quei cacchi di draghi. Però adesso gli intrappolo le sue unità aeree, quindi con i miei ragni, in teoria, in pratica mi ha seccato bravo, è stato bravo che mi ha seccato subito il ragno. Vediamo se riesco a seccargli anche questo. Ovviamente no. Comunque gli eroi, quella coppia di eroi umani, qui andavo a vedere se aveva fatto la seconda miniera, quella coppia di eroi umani sono veramente fastidiosi, perché c'è il paladino che si è portato a livelli alti, rompe veramente le palle, perché cura un sacco e lì, lui vuole andare a prendere la miniera ma io stavo pattugliando attorno in modo tale da non fargliela prendere, perché vuol dire decretare la vittoria. Qui intanto io mi sono fatto la mia di miniera, intanto che lo tenevo occupato, e questo mi fa vincere l'incontro definitivamente, perché adesso lui non ha più oro ovviamente. Questi sono gli ultimi spicci se lui viene qui all'attacco, io secco gli eroi e lui non ha più oro per riuscire a ribaltare la situazione e vinco. È stata una bella partita, io ho fatto parecchi errori perché contro gli umani era un po' che non giocavo più, quindi non mi ricordavo bene, cioè lui è stato bravo subito a fare cavalieri falco, non so da dove li ha tirati fuori che usavo i ragni. In genere io faccio ragni,
Cioè la tattica che uso in genere è questa: io faccio ragni contro gli umani insieme alla strega Naga che rallenta, in modo tale da seccare le truppe che cerca di far scappare. Facendo ragni, ovviamente i ragni intrappolano unità aeree, l'avversario non dovrebbe fare unità aeree. Però lui ha fatto comunque i cavalieri Drago, Falco, che io non mi aspettavo, perché avendo appunto fatto ragni, io dopo vado di draghi. Per cui mi ha preso un po' in contropiede. La cappella che ho fatto è che dopo ho insistito con i ragni, con i draghi dei ghiacci, non mi chiedete perché. Per cui niente, dai, spero vi sia comunque piaciuto come match, vi ringrazio comunque per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli.